Si prospetta un fine settimana da bollino rosso sulle autostrade del nord-est. La protesta ambientalista annunciata al Brennero rischia infatti di provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, proprio nel primo grande esodo turistico legato al ponte del 2 giugno. Autostrade Alto Adriatico ha deciso di innalzare da giallo a rosso il livello di allerta per il pomeriggio di sabato 30, prevedendo un forte incremento del traffico lungo la A4 Venezia-Trieste e la A23 verso Tarvisio. A preoccupare è soprattutto il possibile riversamento dei mezzi pesanti deviati dall'asse del Brennero a causa delle limitazioni connesse alla manifestazione. Si prevede infatti che dalla fine del divieto di circolazione dei mezzi sopra le 7,5 tonnellate in vigore fino alle ore 14, camion e tir successivamente andranno a rallentare le arterie. Le criticità maggiori sono attese nel tratto a due corsie della A4 tra Sandona di Piave e Portogruaro, nel nodo strategico di Palmanova e lungo la A23 nel segmento Palmanova-Udine Sud, aree già tradizionalmente sotto pressione durante i periodi di grande mobilità. Per fronteggiare eventuali emergenze, Autostrade Alto Adriatico ha predisposto misure straordinarie analoghe a quelle utilizzate durante i grandi esodi estivi. La gestione della viabilità avverrà in coordinamento con le altre concessionarie autostradali, con il monitoraggio costante dei flussi e possibili interventi tempestivi in caso di congestione.